La guerra dei prezzi non giova a nessuno. Io sono fermamente convinto che deve essere finita la mentalità degli anni 70-80, dell'invidia, che c'era, il campanilismo anche qua nella nostra provincia. Benvenuti a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro. Sono qui con Massimiliano Galvani. Ciao Massimiliano di Tonet e Galvani. Raccontaci un po' della tua azienda, Massimiliano, anzi della vostra azienda, visto che insieme a tuo fratello porti avanti quella che è l'azienda di famiglia. Buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra azienda. Io sono Massimiliano di Tonet e Galvani e gestisco con mio fratello Marco l'azienda di famiglia che è stata fondata dai genitori nel 1982 e ci occupiamo di lavorazioni in conto terzi per altre aziende nel settore dell'occhialeria, principalmente fresatura sia su frontali che su aste in acetato per inserimento di decori, abbellitori, cerniere e lavorazioni estetiche. Abbiamo subito toccato un punto che è molto sentito nel nostro territorio, che è quello del passaggio generazionale. Tu hai detto appunto che i tuoi genitori hanno fondato l'azienda e ora però siete tu e tuo fratello a portarla avanti. Cosa vuol dire e com'è fare un passaggio generazionale? Che è un tema molto sentito nel nostro territorio e anche molto delicato, immagino, da gestire quando lo si vive dal di dentro. Certo, noi il passaggio abbiamo ampiamente completato. Io sono in azienda dal 2007, mio fratello Marco dal 2011. I nostri genitori sono andati in pensione relativamente nel 2018 e 2019 e quindi abbiamo preso totalmente in mano la gestione aziendale. Non con poche difficoltà, perché il passaggio è sempre un po' problematico. Idee nuove con idee vecchie non convivono sempre in maniera molto tranquilla e anche chi ha costruito una bella realtà fa fatica a staccarsene perché la vede proprio come Certo. qualcosa di suo, il suo bambino che deve preservare ancora e fa fatica a mettersi un po' in disparte. Per contro il mondo va avanti e fa bene anche per la crescita aziendale e l'entrata di leve nuove, idee nuove che possono portare anche una svolta e anche nuove lavorazioni, nuove possibilità di crescita in un mondo del lavoro che cambia a una velocità velocissima come ben sappiamo e quindi i nostri genitori ci hanno lasciato carta bianca e adesso sono soddisfatti di quello che siamo diventati, insomma. Hai toccato un altro tasto chiave, l'evoluzione. Questo è un settore, ma ormai tutti i settori, immagino, sono sempre più in evoluzione. Parlando anche con altri tuoi colleghi, abbiamo visto come l'innovazione sia importante per stare al passo con i tempi. Ma quanto è cambiato il mercato e quanto cambia oggi, giorno per giorno, soprattutto poi nel vostro settore, che è un settore internazionale, immagino, molto complesso? Il mercato cambia parecchio velocemente. Noi siamo sempre alla ricerca di soddisfare le esigenze del cliente che sono diventate veramente altissime, la qualità altissima anche quella, ti richiedono veramente lavorazioni sempre più complesse perché i modelli sono sempre più complicati per differenziarsi nel mercato. Noi lavoriamo per grossi brand, quindi guardano veramente qualsiasi dettaglio anche col microscopio e quindi dobbiamo stare al passo con queste esigenze e le necessità del cliente con l'implementazione di macchinari sempre più all'avanguardia, controllo numerico, frese ipertecnologiche e una parte del lavoro che facciamo noi è ancora manuale, però anche in quella fase ci deve essere un'accuratezza ai massimi livelli. Dobbiamo differenziarci da altre realtà che magari peccano un po' di qualità e puntano più sui numeri. Noi invece dobbiamo preservare quello che è la nostra caratteristica, il nostro fiore all'occhiello, che è l'artigianalità, la qualità, sapere le cose fatte bene, che è quello che ci hanno permesso di andare avanti e tenere la nostra azienda in auge e fino ad oggi.
Poco fa, fuori onda, chiacchieravamo proprio di questo, di come fare la guerra sul prezzo al ribasso non serve a nessuno, non aiuti nessuno, e che invece puntare sulla qualità sia ancora un elemento fondamentale nel vostro settore. Certo, noi dobbiamo assolutamente puntare sulla qualità, che è quello che riusciamo a far bene, ci siamo specializzati negli anni e dobbiamo essere riconosciuti e valorizzati per questo. La guerra dei prezzi non giova a nessuno. Io sono fermamente convinto che deve essere finita la mentalità degli anni 70-80, dell'invidia che c'era, del campanilismo anche qua nella nostra provincia, gente che faceva la guerra dei prezzi per portarsi via il cliente uno con l'altro. Dobbiamo passare questa mentalità, fare uno scalino avanti e creare una filiera unita in cui mettiamo insieme tutte le forze degli artigiani dell'occhialeria bellunese, che siamo i migliori perché è dove è nata l'occhialeria e abbiamo un'esperienza e un bagaglio culturale dove non si trova da nessuna parte. Dovremmo riuscire, che facciamo ancora una gran difficoltà, a metterci insieme, fare gruppo, e sono convinto che se facciamo un percorso di questo tipo riusciamo a portare un prodotto al mercato che non ha uguali, perché la qualità è insuperabile. E quali possono essere proprio in quest'ottica le strategie per rendersi unici o per smarcarsi dalla massa, diciamo, al di là appunto di puntare sulla qualità? Ci sono secondo te altri modi, altre strategie che voi come aziende potete mettere in campo per cercare di avere proprio una vostra identità forte? Noi cerchiamo di fare delle lavorazioni, dei prodotti un po' di nicchia, che vadano fuori un po' dall'idea comune di occhiale che ci sono sulla grande distribuzione. Quindi lavoriamo anche con ottici dipendenti che vogliono delle linee personalizzate che non possono trovare da altre parti, perché chiedono anche numeri minimi elevati che chi ha un piccolo negozio non riesce ad acquistare, perché dovrebbe farsi un magazzino importante di pezzi in casa. Noi puntiamo su quello, pochi pezzi fatti bene, e andiamo a proporci a un mercato di nicchia. E mi raccontavi anche poco fa proprio di come lavoriate anche con le scuole, con i giovani, che siano una finestra importante sul mondo attuale, sulle idee che magari a volte, questo è un problema che abbiamo affrontato anche con altri tuoi colleghi, non si riesce magari a guardarsi intorno perché c'è troppa fretta, troppo poco tempo, e magari invece un occhio esterno, un ragazzo più giovane, una ragazza più giovane, vi possono dare anche degli spunti. Come lo consideri questo rapporto anche appunto con le scuole, con l'ITS, con i giovani che vengono anche qui in azienda a confrontarsi con un mondo che magari nella scuola si vede sempre come molto lontano, ma che poi invece è molto concreto? Noi collaboriamo già da diversi anni con gli istituti tecnici della provincia e ospitiamo ogni anno dei ragazzi in alternanza scuola-lavoro. Inoltre quest'anno abbiamo fatto anche un progetto con l'ITS Cosmo Occhialeria di Longarone. Siamo fermamente convinti che i giovani possano portare un valore aggiunto all'interno dell'azienda, sia come idee che come anche mentalità. Loro sono già più proiettati al futuro di noi, quindi capiscono anche diverse esigenze, il mondo che adesso gira intorno a internet e social network, che noi non siamo molto avvezzi. Siamo sempre ben disposti ad accettare e ad invitare nella nostra azienda questo tipo di iniziative. Per contro devo segnalare, finito il percorso scolastico, si fa sempre fatica a intercettare questi ragazzi e a portarli in azienda, o perché scelgono di continuare gli studi verso l'università, oppure perché si fanno invogliare dalle grosse aziende e quindi scelgono un altro tipo di impiego. E questo è già diversi anni che noto questa difficoltà, perché contrariamente a quello che sento in giro, non è vero che i ragazzi al giorno d'oggi non hanno voglia di fare niente, ce ne sono anche di parecchio bravi, parecchio volenterosi, che vogliono darsi da fare, hanno delle belle idee, si fa fatica a portarle in azienda purtroppo. Noi dobbiamo puntare sul fatto che anche realtà artigianali piccole non sono da meno,
delle grosse aziende, abbiamo dei lati positivi anche noi, non sei un numero, hai delle soddisfazioni a fine giornata perché vedi che fai i pezzi con le tue mani, riesci a tirare fuori qualcosa da un pezzo di plastica, magari viene fuori un occhiale, la soddisfazione è ben più grande di andare su una realtà grandissima dove sei un numero, devi fare solamente pezzi dalla mattina alla sera e non sei valorizzato a pieno. Prima di chiudere, Massimiliano, volevo chiederti due cose: una criticità grossa del settore oggi e un'opportunità che invece tu vedi, quindi un qualcosa che è parzialmente negativo o invece una cosa che magari può diventare potenzialmente molto positiva per il vostro settore. Sicuramente la parte negativa è la poca visibilità che abbiamo, le previsioni di lavoro, perché noi viviamo, non dico la giornata, ma quasi. I nostri clienti ci mandano le previsioni a una settimana, 10 giorni, e quindi facciamo una grandissima fatica a gestire il flusso. Quindi la pianificazione diventa difficile. È molto difficile. Non abbiamo neanche dei numeri standard da tenerci, perché delle giornate ci arrivano 1000 pezzi, il giorno dopo 5000, il giorno dopo nessuno, e quindi noi siamo sempre qua che cerchiamo di incastrare tutti gli ordini di lavorazione per avere sempre le macchine impegnate, le persone che abbiano qualcosa da fare per la giornata, e diciamo appianare questi picchi e questi cali che purtroppo sappiamo che sono insiti nel mondo del controterzismo. L'opportunità, io mi sento di dire che il rapporto che noi abbiamo creato con i nostri clienti non è solo di controterzismo, ma è una collaborazione a lungo termine, un rapporto bilaterale che giova a entrambi e deve essere volto agli anni futuri, un percorso di crescita insieme. Se hanno dei dubbi, sa che possono venire, possono telefonare. Quando ci sono dei nuovi progetti gli diamo anche delle indicazioni per non fare le cose magari troppo difficoltose, che magari dopo in fase di produzione rallentano, ci sono difficoltà. Quindi ci mettiamo anche in discussione, diamo anche un servizio di consulenza ai vari clienti nella fase progettuale. Cerchiamo di fare questo perché è un rapporto più a lungo termine, un rapporto che non vada solo in solo senso lavorativo, ma che vada un po' di più per appunto cercare di sviluppare una collaborazione negli anni. Grazie mille Massimiliano, ti ringrazio. Grazie e do mille a appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al prossimo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Ti è piaciuta la puntata? Allora iscriviti al canale di CNA Veneto, lascia un commento e seguici sui social.